Buonasera a tutti ragazzi, anche se non si sanno notizie di terremoti, però la Terra da stamattina, diciamo dalla mezzanotte in poi di stanotte, fino alle ore, cioè a poco fa, ha tremato 39 volte. In effetti molte scosse sono dei magnitudo diciamo 1,7, 1,8, in effetti sono bassa magnitudo, però stanno diciamo in tutta Italia. La maggior parte però si sta verificando diciamo a Perugia in effetti, quindi Firenzuola, Perugia, Macerata, diciamo sempre le stesse parti più o meno, quindi in effetti Norcia, diciamo sempre lì più o meno, quindi come uno sciame sismico, in effetti Norcia in effetti. Poi diciamo di magnitudo vero e proprio ce ne sono tre. In effetti, una alle 4:10 di stamattina a Norcia di magnitudo 2,3 con profondità 9 km, sentite dalle persone, quindi. Poi un'altra alle 7:07 di magnitudo 2,1 a Trevi, sempre provincia di Perugia, a 5 km. Poi alle 9:05 una di magnitudo 2,1 a Firenzuola, cioè Firenze. E adesso, poco fa, è arrivato un aggiornamento nuovo, 17,52, magnitudo 3,1 a Santa Domenica, quindi in Messina ragazzi, quindi in effetti sono 40 le scosse invece di 39, passano a 40, quindi queste sono le scosse che da stanotte, dalla mezzanotte in poi del giorno diciamo 4 settembre sono avvenute in Italia, quindi questo è l'aggiornamento. In effetti sono 1, 2, 3, 4 quelle là che sono più di magnitudo 2 in poi, mentre le altre sono di bassa magnitudo 1,8, 1,9, quindi diciamo che di solito io non le calcolo, però da stamattina fino a mo' in totale sono 40 scosse di terremoto in tutta Italia, anche se più della metà a Perugia, quindi sempre dalla stessa parte, Norcia, quindi in effetti sempre la maggior parte Norcia in effetti, quindi è sempre lì che continua questo sciame sismico, cioè al centro Italia. Quindi ragazzi, questo è l'aggiornamento del giorno 4 intero fino alle ore 17:52. In effetti sono le 18:08, quindi è aggiornato fino adesso che sto parlando io. Vi auguro a tutti una buona serata ragazzi. Se ci sono altre scosse di terremoto io come sempre faccio un aggiornamento, quindi solo 4 sono quelle là che hanno superato il magnitudo 2,1 e sono state avvertite diciamo un po' dalle persone, mentre le altre no, perché erano di bassa magnitudo 1,7, 1,5, 1,8, 1,9, quindi, e poi erano profonde, quindi non potevano essere percepite dalla popolazione. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.